La Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del Veneto chiede a gran forza l'autonomia della nostra regione per avere, dice, più risorse e poterle così gestire direttamente in loco e alleggerire anche la parte burocratica delle imprese con la famosa banda larga, da cui siamo ancora molto lontani. La richiesta al governo centrale con una videoconferenza stampa congiunta con le consorelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia, regioni che con il loro PIL rappresentano il motore trainante d'Italia. Credo sia un momento importante per il Veneto, proprio per fare quel salto di qualità che ci serve, ma ci serve proprio perché abbiamo bisogno di più investimenti, abbiamo bisogno che ci sia la regione che sostiene lo sviluppo economico, che sostiene le imprese, le piccole imprese, che sostenga il sviluppo anche di infrastrutture che servono al nostro paese. E resta sempre il Veneto la forza economica maggiore di tutto lo stivale. Noi facciamo il 40% del PIL in Italia e abbiamo il 54% dell'esportazione nazionale, per cui siamo tre regioni che tirano la carretta dell'Italia. Allora, su questo credo sia importante che il nostro governo abbia un occhio di attenzione. Nella manifattura siamo forti e la piccola impresa credo che ha sviluppato anche nel periodo di crisi quelle sinergie per poter essere sempre all'altezza del prodotto nuovo e del prodotto all'avanguardia. La qualità dei nostri prodotti sono importanti, ma oltre a questo credo che nel Veneto dobbiamo sviluppare quello che abbiamo e che sviluppiamo poco, che è il turismo. Il turismo nel territorio è una cosa importante. Ed è subito polemica con le regioni del sud, Campania in testa, i timori sono quelli noti. È anche capibile che pensano che avendo l'autonomia queste tre regioni portano via risorse a loro. È inevitabile che ci sia questo tipo di contrapposizione, ma io credo invece che non deve essere una contrapposizione, ma deve essere uno slancio per tutti.